Allora, siamo qui di fronte al Castello del Cataio, una delle più belle emergenze architettoniche del Parco dei Colli Euganei e non solo, e siamo con Maurizia Rosada e Francesco Iori, con i quali vogliamo un po' così articolare una discussione su uno dei temi centrali di questi momenti di dibattito, di confronto. Ma partirei con una delle provocazioni, insomma, no, che spesso circolano nei dibattiti. Ma con la cultura si mangia che? Allora, questa era una grande preoccupazione dell'allora, cioè del non ancora ministro Tremonti, che nella vita privata era un noto tributarista. Quindi lui probabilmente aveva in mente solo i libri contabili, con quelli lui mangiava di sicuro non faceva la spesa al discount. Però guardando il tema della cultura vera mi pare che siamo esattamente in un posto, in un punto che smentisce lui, nel senso che con la cultura si mangia e come, nel senso che la cultura produce reddito, ma non dobbiamo guardarla solo dal punto di vista materiale, nel senso che la prima e più preziosa industria di un paese è quella che investe nella materia grigia. In Italia ne abbiamo tantissime, abbiamo dei materiali su cui studiare importantissimi, e quindi qui è una smentita a Tremonti, ma Maurizio, che conosce molto meglio di me la situazione, può anche documentarla anche con dei numeri. Sì, in effetti se vogliamo dare dei numeri possiamo anche dire che l'anno scorso, dato che i numeri piacciono molto a Tremonti, possiamo dire che l'anno scorso solo qui al Castello del Cataio sono arrivati 42.000 visitatori. Questo a dimostrazione del fatto, al di là anche dei numeri, che è in netto aumento non solo l'afflusso turistico a questi luoghi, ma anche è cambiata la sensibilità verso l'ambiente i numeri che bisogna guardare ovviamente non sono solo quelli dell'economia, appunto della produttività, della massimizzazione del profitto, ma anche quelli che promuovono una cultura diversa dell'ambiente. Ecco, questo direi che è non solo un segno di cambiamento della sensibilità delle persone, ma è anche un nucleo di resistenza anche a questa società dei consumi che con la sua omologazione cerca di divorare, insomma, il territorio. La cementificazione che abbiamo di fronte, infatti, ne è un esempio fra i più evidenti, direi. E la cultura deve innescare un motore diverso dell'economia, che si basi su un rapporto più rispettoso dell'ambiente e più rispettoso anche delle persone che ci vivono e della loro salute. Questo ci porta un po' anche alle discussioni fatte anche attraverso presentazioni di libri, ma anche nei dibattiti, nei convegni di un Veneto devastato dalla cementificazione. In tutta la fascia che va dalla Pedemontana fino alla pianura, insomma, no, è un tutt'uno di capannoni. Recentemente questo rilancio di centri commerciali e alla faccia del consumo suolo zero si stanno incentivando anche progetti di questo tipo. Paesaggio strettamente collegato alla cultura. Quale messaggio possiamo dare anche ai nostri governanti e quale potrebbe essere anche un appello, insomma, no, per cambiare direzione in questo senso? Beh, direi che innanzitutto c'è l'evidenza di un deterioramento ambientale che è innegabile. Comunque, se pensi politicamente, tutti toccano con mano che questo è un degrado. Basta girare per il Veneto per trovarsi di fronte a capannoni vuoti con la scritta vendesi e affittesi, a centri commerciali che sono diventati fantasma, l'Occhiabello Villorba, quindi c'è un'evidenza. Di fronte alla quale bisogna invertire la rotta. E come? Non c'è da inventarsi niente. Noi viviamo in un Veneto dove il territorio, sempre tornando ai libri, è un libro aperto in cui autorevolissime figure, cominciando da Palladio, hanno scritto letteralmente, no? Questo libro, hanno dimostrato che c'è una cultura del territorio in cui si coniugava esattamente l'economia con il tempo libero con l'ambiente. La villa palladiana è un luogo di protezione, ma anche un luogo di svago, di riposo. E questo, la classe dirigente veneziana, che ha gestito una repubblica per 1000 anni e qualcosa non capiva, lo ha dimostrato inequivocabilmente. Quindi noi abbiamo
semplicemente da copiare la lezione del passato, cominciando da dove? Cominciando dal recupero. Noi abbiamo una media di 4 zone industriali o artigianali per comune, in 581 comuni di media. Ecco, molte sono dismesse, cominciamo a recuperare quelle restituendo il territorio alla sua vocazione naturale, che è dove la gente vive bene. Questo è il primo luogo, cioè cultura del vivere in sintonia con la natura. Tu Maurizia sei anche una divoratrice di libri per lavoro, mi sembra che sia anche aumentata un po' anche l'attenzione da questo punto di vista su questi temi, autori che si stanno un pochino prodigando, insomma, per far emergere non solo queste contraddizioni ma anche cercare di dare un'indicazione per uno sviluppo diverso. Sì, ce ne sono parecchi adesso e la sensibilità sicuramente è cambiata, non solo sia tra gli scrittori che tra i cittadini, ma anche i comitati, le associazioni, a tutela della partecipazione democratica per uno sviluppo del territorio diverso, che sia basato, diciamo così, non sul fare politica per i pochi e per pochi interessi privati, ma per i molti e per tutti, insomma. Ecco, allora io direi che con queste parole, insomma, no, nelle quali Maurizia riesce a riassumere bene anche alcuni dei concetti di questo momento elettorale, chiamiamolo, però è anche un messaggio positivo che cerchiamo di dare a tutto il territorio, che in realtà ha tutte le capacità e le risorse per riscattarsi per uno sviluppo compatibile con la vocazione dello stesso, e quindi cerchiamo di marciare tutti in quella direzione. Sì, ecco, qui voglio dire, abbiamo di nuovo un esempio, qui ci sono dei ponteggi, no? E questo complesso che è stato abbandonato per anni, qui la gente passava senza neanche accorgersi che ci fosse, oggi sono 42.000 persone in un anno, no? Allora questo è un esempio che anche la cultura ha bisogno di manutenzione, cioè non si possono fare i discorsi generali, la cultura è un valore, e poi non investire in cultura. E la manutenzione vuol dire anche piccole cose, no? Vuol dire piccole iniziative che avvicinino le persone a riscoprire il gusto e il piacere del territorio. E chi ha piacere di vivere in un ambiente inquinato, pieno di cemento, con tutto l'inquinamento che ne deriva, i rischi per la salute che ci sono. Ecco, qui abbiamo un esempio di un privato illuminato che ha investito nella cultura, una sinergia pubblico-privato può sicuramente restituire il Veneto a quella lezione di allora. Credo che se Palladio venisse qua oggi darebbe le dimissioni a Chizetto, esatto, e scapperebbe altrove. Ecco, noi vi salutiamo, diamo appuntamento alla prossima diretta nel quale il tema cambierà, probabilmente parleremo anche di ecomafie, e quindi restate sintonizzati.